Camminando piano piano sulla pista ciclabile che da Gemona porta verso Ospedaletto, praticamente è un percorso splendido perché costeggia la roggia, questa quantità di acqua bellissima. Vedete, qui c'è anche una piccola cascata, quindi questo scroscio, questo rumore dell'acqua che rigenera, possiamo dire, il corpo e l'anima. Siamo in zona ospedale di Gemona, ci sono anche degli amici che passano, che approfittano di questa possibilità di percorrere la pista ciclabile. Ma gustiamo per un attimo questo scroscio, questo mormorio dell'acqua che, dicevo, giustamente rientra il cuore, lo spirito e l'anima. E in alto, come vedete, le alte montagne di Ospedaletto, di Venzone. E spero di non sbagliare, ma questo monte, San Simeon, è stato proprio l'epicentro del grande sisma del 1976. Sono ancora lungo la roggia che costeggia la pista ciclabile e pedonabile. L'idea è stata veramente splendida questa mattina, con un clima mite, con un clima fresco che non sembra neppure essere il mese di luglio, fare questa passeggiata, questo percorso, davvero un percorso di salute. Fa bene camminare ed è bello. Non solo acqua, ma anche piante piene di fiori, lo spettacolo di questa natura. E anche dei bambini che giocano. È bello, dicevo, il mormorio dell'acqua, ma è altrettanto bello, forse ancora più bello, trovare uno spazio riservato ai bambini che giocano e si divertono in mezzo alla natura. Quindi, cari amici, acqua, fiori, piante, verde della natura, giardini, cielo luminoso, montagne alte. Ebbene, con tutta questa meraviglia di natura e di gioia, è bello cantare anche noi il cantico delle creature, che troviamo già nella Bibbia, nel Salmo, ma anche poi preso lo spunto da San Francesco d'Assisi per lodare Dio. Bene, grazie Signore per le cose belle che ci doni, grazie per tutte le giornate che viviamo, perché ogni giorno la tua mano ci accompagna, il tuo sguardo è vigile verso di noi. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti offriamo questa giornata e questo splendore. Grazie Signore, un saluto e una buona giornata a tutti voi. Da Gemona del Friuli, mandi a Riviodisi. Buona giornata.